Buona salute a tutti e pace e salute a tutti, posto che siamo in principio d'anno qui per accogliere Angelo Santo Pietrera, che ci pone la questione che ci mette oggi in dibattito nanta una scuola di un disincanto, punto di interrogazione. Dunque ci toccherà di sicuro a definire ciò che lo può essa, un disincanto in a letteratura di lingua corsa o a letteratura corsa di modo generale, non voglio mica avanzare i principi di contenuti e poi guardare se su disincanto qui ha fatto scuola e entra forse appena di particolare. In tutti i casi di un soggetto che è sempre in attesa, bon, c'è già qualche iscritto e qualche riflessione in un particolare, ma quantunque oggi si meritava di avere un punto in che a ringraziarti e a parola per il tempo che ti ci vuole. Grazie assai, buongiorno a tutti e pace e salute a tutti. Voglio ringraziare una volta di più il Centro Culturale Universitario che ci permette di fare quelle stonde per Sant'Ulugia da bene. Allora, oggi vado a parlare di un movimento letterario, tra virgolette, posto che forse non è mica un movimento, forse di un'idea, e un punto di interrogazione è veramente ha un'importanza, posto che non voglio mica che la mia intervenzione sia considerata come definitiva di un spazio di discussione che avrà a breve oggi. Dunque, di un periodo che viene da vicino, dall'anno 2000, e prima di principiare, Emma provato a definire ciò che è il disincanto, ciò che lo vuole in uno spazio letterario d'oggi. Allora, di principiare con un punto a tempo semantico e contestuale, dunque, tengo a dire che forse che iscrivani e idee concernati non si danno mica questo nome qui, forse che non si definiscono mica come membri di un movimento letterario o forse che non fanno mica di un disincanto a opera maior, ma di sempre di torno una volta un spazio di discussione che voglio aprire. E io, a mia definizione, che dirà, di un disincanto, dunque siamo disincanto un gruppo di persone, di scrivani, che hanno elaborato una visione che qualifica di disincantata per agorsiga e che è riconoscibile da parecchi temi comuni. Cosa è la durata? Per la durata in ha certo dal 2001 a oggi, perché il 2001 per me la pubblicazione di Raccolta Prigionieri di Marco Biancarelli è il principio di quel movimento e oggi continua con parecchie pubblicazioni, parecchi giovani autori che scrivono appena gli stessi temi e con gli stessi stili. Fino a ora ha fatto un conto so a poco su una trentina opere che sono state pubblicate, soprattutto romanzi e novelle, e qui di noi Nadia parlato in una conclusione l'importanza di Abrausa, che è ormai intronizzata come genere maggiore. E infine, a questione di un disincanto, non è mica qualcosa che viene da un luogo, di una teoria che è conosciuta. Si pensa spesso a un sociologo alemano, Max Weber, nel 1917, che ha creato una teoria che si chiama Désenchantement du monde, le désenchantement du monde. E in quella teoria parla di un meccanismo che mette in opposizione i progressisti per quelli che hanno disincanto di un affare ONU e i nostalgici che berono gli effetti pessimi di tanto l'industrializzazione. Definisce di noi all'epoca un rinculo di egrienze religiose di beto a spiegazioni più scientifiche. Allora, in quella definizione di Max Weber, il disincanto è sinonimo di progresso sociale.
Allora, BRM che quella definizione può essere interessante perché ci sono veramente i punti comuni tra la nostra generazione di disincanto e quella teoria. Dopo non c'è mica piala a lettera in noi, ci sono di noi differenze e ma broa a scostruire oggi questa stonda. Allora, voglio principiare con una questione che è spesso il parente povero di quella generazione, di una questione di stile. Perché spesso quando si parla di una generazione letteraria di anni 2000 fino ad oggi, si parla di tematiche che sono spesso nuove, ma la questione di stile è appena messa da canto. Allora, Nadia parla per principiare, la questione di o stile letterario che è portato da sa generazione qui ha la sua importanza e se sa generazione qui ha potuto creare un'agenda, ha potuto creare polemiche di noi, la questione di stile è una delle cause. Per esempio, la frase di Marco Biancarelli in Vai Victis, ma langue à moi donc les a heurtés, comme s'il était réellement sérieux et pertinent de discuter la langue d'un auteur. Donc ça va zagui dit veramente che in cor di tutte le polemiche c'è un stile. Un stile di là, alors come è vini un stile di sa generazione. Allora, di spesso un stile che si stacca in due assi letterari, vale a dire la letteratura coup de poing, come lui in francese, con un stile abbastanza secco, con parecchie tematiche nuove, un aspetto di noi assai provocante, e un lirismo. E Beraghi spesso si sceglie uno di questi due stili qui, e secondo l'autore è veramente interessante di avere un percorso di betua sa costruzione letteraria. Per esempio, quando lo si legge a Marco Biancarelli, i primi testi corrispondono più a letteratura coup de poing e più un tempo bassa e più s'arremba a un modello più lirico. E a questione di Orphelin de Dieu, per esempio, è veramente un libro che consagra un aspetto lirico che conosciamo mica in sua opera. Dunque, ciò è veramente attiene alla questione di maniera di scrivere in cordi e problematiche legate a un disincanto. Allora, in ciò che concerne i temi, posto che sono di noi i temi letterari certi che hanno provocato parecchi commenti, allora, i temi sono parecchi, sono presentati spesso come noi, hanno fatto una faccata. Allora, quali sono i temi? L'obiettivo di un disincanto spesso è interrogare la contemporaneità di Agorsica, il fatto contemporaneo, i parecchi fatti storici più vicini che altri, di rimettere in causa un ordine stabilito e un suo bilancio. Allora vedremo quali sono ordini stabiliti, i suoi bilanci in noi, e intraprende, fatta vine una sociologia di Agorsica Odinka, con un'idea che spunta in parecchie opere di quella divina di mondo, quella divina di civilizzazione, ma con l'idea di questi che tanto arriveranno a Weber può essere completata. Un mondo nuovo non è mica un progresso sociale, un mondo nuovo che bene è più visto come qualcosa di inquietante. Uno dei primi temi a un livello storico, vale a dire che ci sono parecchi temi che sono trattati da un disincanto, parecchi fatti storici all'epoca poco studiati dai storici, e che infatti sono presentati come più costruttori della nostra identità odinca che altri. Per esempio, il primo è la Prima Guerra. La Prima Guerra è importantissima in tutte le opere di un disincanto. Il conflitto è presentato come decisivo per la contemporaneità di Agorsica, per l'aspetto di un fin di civilizzazione. Allora si pensa subito a un romanzo Mortorio,
a costruzione di Murtorio di Marco Biancarelli, che è uscito in 2009, è assai significativa, perché Murtorio si basa a tempo in Agorsiga Odinka, con un personaggio, Marc-Antoine Cianfarani, qui est librario, qui l'estate si negola in paese, cioè a sua libreria e volevo tutto l'aspetto turistico, tutta questa frenesia qui. E poi dopo c'è un'altra storia che si basa durante la guerra in trincee uso Gaccaro che combatte qui. Donc c'è veramente l'idea che a contemporaneità di Agorsiga oggi trova una prima risposta in una prima guerra che ha creato una prima costruzione identitaria e che ha creato in noi che può essere considerata come un punto di avvine di civilizzazione. Altro romanzo che parla di guerra e poi soprattutto di questo aspetto segreto di Ombre di guerra di Jean-Yves Coahuil, con un segreto di guerra che trova uso origine in trincee. Dunque, con la prima guerra c'è sempre l'idea che un conflitto ha costruito a contemporaneità di Agorsiga e l'idea che l'isola è passata infatti da un'arrierazione culturale, un medioevo a un livello industriale al XXI secolo in pochi tempi. E questo che crea ciò che gli autori qui chiamano spesso una specie di schizofrenia. A un livello storico c'è un altro tema importantissimo che questo è anche più studiato di maniera rara dai storici di l'avventura coloniale. Allora, cosa diamo l'avventura coloniale? Di un episodio che mette in risalto il ruolo di Gorsi nell'impero coloniale francese e soprattutto a Zolasci da oggi. Questi torna, i lavori scientifici sono pochi, c'è Francis Arzalier, c'è di noi un nome un mi viene più, ma Vanina qualcosa, che ha fatto una tesi magnifica non l'avventura coloniale, ma c'è di noi un storiano Didier che pensa che una parte dell'identità francese di Agorsiga bene da trovato qui, vale a dire il ruolo di Gorsi in quell'impero coloniale. E i romanzi, soprattutto i romanzi di Jérôme Ferrari, mettono in ballo il ruolo di Gorsi, ma di noi sempre con l'aspetto di un disincanto, vale a dire ci sono l'opere che cantano a gloria di l'impero coloniale al principio del XX secolo, hanno esistito, ma con questa generazione qui si trattava di mostrare che questa avventura qui una un'onda di glorioso. I romanzi di Ferrari, per esempio, Où j'ai laissé mon âme e Le sermon sur la chute de Rome, mostrano la realtà dell'avventura coloniale e poi soprattutto l'idea di qualcosa che si è guastato presto. Per esempio, Le sermon sur la chute de Rome mette in risalto un personaggio affascinante assai che è Marcel Antonetti, personaggio affascinante posto che attraversa la storia ma pigliando cammini appena sbiati, vale a dire fagge la prima guerra e ne rimane senza essere onorato, senza gloria e aspetta una nominazione nell'impero coloniale e quella nominazione che dirà tanto visto come una gloria, una promozione sociale tremenda, a faca in 60, al principio degli anni 60. Dunque, vale a dire, a un momento in cui non c'è mica essere nominato, in cui l'impero coloniale francese era in traccia di smarrire. Dunque c'è l'idea di un'umiliazione e si ritrova qui un disincanto appiegato a quella tematica dell'avventura coloniale. E vengo di ritrovare un nome di storica di Vanina Profisi che ha fatto una tesi, ma a sola tesi che conosco non ha quello fatto storico.
altra tematica di quello movimento che dura da poi il 2001 è l'idea di una cauda di ideali, faillite des idéaux. C'è e di questi che tanto interviene un altro obiettivo di rimettere sempre in causa un ordine stabilito, uso bilancio e avere qui che spesso in tematiche di quell'autore c'è un nazionalismo di uso 70. Allora, in parecchie opere ci sono personaggi che sono presentati come senza ideali, come personaggi che hanno avuto sintomi sinceri di patriottismo, ma che ne sono giunti a un punto in cui non sanno più, hanno un'esitazione a un livello ideologico e questa esitazione qui li porta a fare gesti che sono più che strani. Per esempio, abbiamo una novella che si chiama Un campo ugualà, una novella di Marco Biancarelli che è uscita in estremo meridiano, in cui si vede un militante clandestino che è in operazione, ma l'autore lascia assai mistero al principio di quella novella. E infatti il lettore si accorge che tanto era un personaggio che è presentato come un percorso esemplario, ne giunge a sorvegliare un campo di vacanze per far pagare al padrone un imposito rivoluzionario. Dunque, l'uomo veramente presentato come senza ideali, ciò che ritroveremo in De Orphelins de Dieu, che si basa pure in un genovesimo, ma che presenta uomini che hanno partecipato all'edificazione dell'indipendenza di Corsica e che corrono, che viaggiano per altri paesi senza pur ritrovare quello spirito nazionale di tanto. Allora, sa gauda di ideali ci va già assai pensare, e qui di noi di un'interpretazione personale, a una logica brechtiana, e questo mi sono appoggiato un testo di un storiano che ha avuto un'influenza assai in in lavoro, che è Gérard Noiriel, e ha fatto un piccolo assaggio in teatro che si chiama Histoire, théâtre et politique, e c'è un capitolo che si chiama Le moment Brecht. E l'autore tratta di una logica brechtiana che il famoso autore ha piegato in sue opere. Ciò che lui vede a Brecht, ciò che era importante per lui, è di far riflettere il pubblico. Dunque, in una di sue opere che si chiama Mère Courage et ses enfants, voleva riflettere il pubblico non a tematica di guerra. Voleva riflettere il pubblico non a quello problema come semplici cittadini hanno vissuto in una logica appena infernale in due ne saranno elli e prime vittime. E in più, per far riflettere il pubblico e per creare una sorta di specchio teatrale, sceglie allora ghittando all'epica di Brecht l'Europa s'appronta a entrare in un nuovo cataclismo ideologico. Brecht sceglie di situare a Sobezza in un secolo XVII all'epica della guerra di 30 anni. E questa maniera ne ridrò spesso certi aspetti in Saudori di Disincanto. Per esempio, quando Marco Biancarelli scrive Orphelins de Dieu, a presentazione di personaggi, a presentazione di temi, si basa di genovesimo, ma fagge di non riverenza a affari che hanno vissuto passarsi pochi anni fa. Massacre des Innocents, di stesso, si ritrova una nuova ambizione stilistica forse, ma i temi sono gli stessi, vale a dire che c'è un fatto isolano, ci sono l'uomo e un progetto, un ideale che trova un fiasco maggiore e ritrova
un'altra affare di sa logica qui, in un altro autore che si chiama Pier Joseph Ferrari, in Austina, e in più qui l'ha detta, in un'intervista che l'ha dato a Piazzetta, ha detto Austina tratta di una catastrofe d'avione in Nizza, ma dice che se la certo guardia per far riflettere il pubblico nanta a catastrofe di Voriani, per esempio. Dunque c'è sempre questa di specchio letterario che fa veramente pensare a ciò che Gérard Noiriel chiama le moment Brecht. E in corre di sa gauda aigia c'è un nazionalismo di 70, spesso saudore qui la nuetta parecchie volte che sono stati più costruiti da 90 e a guerra tra nazionalisti che da ora a questo. E s'aspetto qui, quando i nazionalisti si vanno a guerra in anni 90, un episodio che ha mercato veramente i spiriti. Si ritrova in l'opera di Jérôme Ferrari, per esempio Le Principe, che pur parla d'un uomo, d'un percorso e di un paese che è allontanato assai da Corsica, Heisenberg, l'Allemagna di Hitler, e pur, anche Le Principe, un si può impedisce di mettere una stonda che si basa in un 95, che si basa in Corsica, in Ajaccio, con un uomo che si va a Dumba e con un'occasione di quella guerra. C'è Balco Atlantico e c'è di noi a son image. Allora, Safari qui, penso che ha creato quantunque qualcosa di originale per ora in una storia di letteratura corsa, posto che a guerra, questo episodio qui di guerra tra clandestini in anni 90, episodio che ha pure un mercato assai e mentalità, per ora una mica va l'oggetto di un lavoro universitario, ma quelli che hanno stampato sa memoria qui nella guerra, per ora fermano i scrivani e ferma quella generazione. L'ambizione in noi di editesse una sociologia di Corsica e con questa sociologia c'è un'idea che è un filo rosso, di l'idea di una vina di civilizzazione. Quando Marco Biancarella ha spesso detto che Mortorio è la storia di una vina di civilizzazione. E si pensa in noi a Jérôme Ferrari, una delle questioni che gli interessa di più intanto che professore di filosofia, l'ha sempre detta, è viene di mondo, cosa è un mondo e come un mondo si compie. Dunque, in questa sociologia di Corsica ci sono parecchi personaggi che meriterebbero un'analisi di maniera più ampia, soprattutto un personaggio di Mansueto che incarna a lui solo sa vina di civilizzazione, sa vina di maniera di campare, Mortorio. Dunque, il personaggio di Mansueto è un pastore che campa vicino al suo paese, che campa in montagna, e che adesso dombo da una onda di giovani, ma di sgaiuffi che incarnano giusto appunto un mondo nuovo che è in traccia di Indie. C'è un spazio che interessa assai quegli autori di ruralità, e la ruralità presentato come nanta avine. C'è e con parecchi testimoni. Un testo interessante in noi, anche se non si trova più troppo di un peccato, di quanto di povertà. Marcello Jurek-Cech, in quello testo, Marcello Jurek-Cech conta la storia di un bicchi morto che è sempre chiamato in paese quando lo c'è un intero e costruisce un testimonio magnifico nanta sa vina di società che è in traccia ai vassi, vale a dire che si spiazza bere ai suoi interi e poco a poco bere a lui solo sa società in traccia di compiesi, sa civilizzazione.
allora, ciò che cambia in noi, che ne potremmo parlare, ma non sa vine di ruralità, c'è di noi che a generazione di 50 c'è forse in noi l'immagine di un paese che cambia. Vale a dire, durante il riacquisto, e anche per un anno, che amuvra, c'è un paese che è visto come un luogo di eternità, un luogo spesso considerato da investire di maniera campa in paese, di veramente a parola più che incarna uno degli spiriti di un riacquisto. E qui c'è di noi l'immagine di un paese che cambia, un paese che non è più visto come un paradiso, e un paese dove c'è un luogo di violenza, luogo di miseria sociale, di miseria intellettuale. E si pensa ben intesa a questi due giovani di Le Sermon sur la chute de Rome, che sono istruiti, che sono diplomati in filosofia, che scegliono di ripigliare il caffè di un paese, e il suo progetto diventa una strage maggiore, un shock maggiore. Dunque, l'affare di ruralità per me è ancora di si libri di questa generazione. E poi infine, ben intesa, a Corsica d'oggi è presentata come un paese dominato da un consumerismo, che è l'emugabida, un turismo di massa, e c'è un assaggio, per esempio, che si chiama Quotidiano di Marcello Girecek, che è forse l'autore di un disincanto che si è più interessato a questa questione di un consumerismo, più che l'altro, e che mostra una Corsica oggi dove un popolo presentato come un popolo di semplici consumatori, e si ferma spesso qui. Allora, non si può mica parlare di questa generazione qui, di importante, ma non è mica una generazione che viene da un luogo, di una generazione che si è costruita, e si è costruita a corpo di influenze nuove. Dunque, andiamo a parlare, l'influenze nuove, i generi nuovi, ci sono quantunque parecchie autori, parecchie forme di letteratura che hanno ispirato assai Marco Biancarelli, Jérôme Ferrari, e anche i giovani autori che facciano una riverenza a elli. Allora, questa generazione ha messo in ballo l'importanza maggiore della letteratura americana. Beraghi è diventata una riverenza maggiore alla letteratura americana in generale, ma soprattutto quella che è consacrata al nature writing. E Beraghi, quando lo esibia, per esempio, 100 anni 100 mesi di Jean-Yves Acquaviva, l'autore ha spesso presentato il suo libro come un libro di nature writing all'uso corso, per esempio. E per parlare di influenza maggiore, si può di nuovo aumentare l'influenza di Dostoevsky, della letteratura russa, soprattutto per Jérôme Ferrari, ma per l'altro è vero che sono stati veramente costruiti da un mondo americano e un romanzo americano. C'è una casa editrice che è nata poco presso 10 anni fa, che si chiama Gallmeister, e che pubblica dei libri di letteratura americana, ma solo un attacco alla tematica di un nature writing. E parecchi di opere che sono state pubblicate in Gallmeister sono riverenze maggiori per la generazione di un disincanto. Per esempio, in Stremo Meridiano, Marco Biancarelli fa un'adattazione di Deliverance di James Dickey. C'è di un altro scrivano che è importante, che si chiama Chris Offutt, che è un scrivano di Kentucky che ha una riverenza, per esempio, per Pier-Paul Antonetti, che è uscito a sua prima raccolta di novella Corsican Way of Life quest'anno. Più generalmente, Orphelin de Dieu di una storia ispirata da un True Grit, un romanzo di Charles Portis, e che ha adattato a mitologia western all'uso corso. Qui c'è un'adattazione di un genere tipicamente americano a Corsica di genovesimo. Ci sono di noi romanzi che si basano in America, penso per esempio a Fintanto che l'erba crescerà
verali. Dunque, qui non c'è nulla, non ta urmando non c'è nulla che bere qua a Gorsiga, forse guede madige, ma questo mostra l'importanza di quella letteratura, l'importanza di un nature writing. E infine, non ta obiano letterario, c'è comunque un investimento di parecchi generi che spesso hanno fatto poche produzioni prima in Corsica. C'è un genere fantastico, c'è la fantasy, c'è una pubblicazione che è stata fatta che si chiama Terrore e Fantasia. Dunque, si generi nuovi, che sono pure spesso i generi che sono i più apprezzati dalla letteratura, dalla gioventù oggi, sono stati creati da quel movimento e soprattutto ispirati una volta da un mondo anglosassone. Allora, da concludere, a parlare di una politica editoriale, forse di che di noi che fa movimento, che crea movimento in noi, posto che il movimento di disincanto va, secondo me, più lontano che semplici temi comuni o stili comuni, di una generazione che da poi nel 2001 ha consacrato il romanzo e la prosa intanto che genere re, e questo è un affare importante per me in storia della letteratura corsa, quando lo si bere il principio dal XIX il genere re della poesia, dopo c'è una faccata di teatro a fine del XIX, ma con pia mica soprana, e apertesi da a seconda metà del XX secolo c'è un romanzo, e oggi il romanzo e la novella sono consacrati come genere re, perché quando lo si vede questa generazione qui ci sono poche raccolte di poesia, veramente poche, ce n'è una di Jean-Yves Aquavier, ce n'è una di Marco Biancarelli, il teatro è poco in noi, c'è una pezza controversa di Valdugneto di Marco Biancarelli, ma è veramente la prosa che è consacrata. Non si può mica parlare di questa generazione qui e non si può mica parlare di letteratura corsa odinca senza parlare di un peso di internet. Di una generazione che ha investito assai ad ella, con parecchi blog come questo, Tottone Timpesta, e che grazie a c'è stato Praxis Negra, c'è stato Terrore e Fantasia, e sempre poco a poco, sempre si idea di professionalizzazione di Adela, perché in Praxis Negra non era mica un semplice blog, c'era di un comitato di lettura, dunque per fare comunque una selezione seria. E l'affare di internet è importante, posto che ha dato di nuovo voglia a parecchi autori di mettersi a scrivere. Quando lo si vede, per esempio, a raccolta di novella che l'ha esciuto Pierpaolo Antonetti, Corsicano Way of Life, in una presentazione di uso libro, dice 2 anni fa, un mera manco venuto dall'idea di scrivere, so cascato un blog e poi mi sono messo a scrivere. La passione mi è venuta così. Dunque, e che di l'importanza di Adela, di UNET. Un'altra maniera importante che permette di caratterizzare forse l'anni che bene, non siamo al principio, ma questa generazione qui ha fatto 2 cose, si è lanciata in l'edizione pochi mesi fa, e ha fatto una traduzione di classici internazionali di letteratura che mi fa pensare, mica da un punto di vista ideologico, ma da un punto di vista di politica letteraria, mi fa pensare a ciò che aveva fatto a Mouvra in una 2 guerre. Questo che a Mouvra avevano fatto a sua casa editrice, a sua stamperia di Mouvra, e poi con una vera politica editoriale che consistia, fra altre cose,
a traduce classici di letteratura mondiale. A Mouvra ha tradotto Plot, ha tradotto Don Quixote, eccetera, e qui, con Tone Tempesta, si vede a fare gli stessi due punti comuni. Prima, una casa editrice e, qualche settimana fa, a traduzione in corso di classici letterari mondiali, due pezzi di Shakespeare che sono state tradotte, che sono Hamlet e La Tempête. Dunque, torno una volta di un spazio di discussione, uno scopo non è mica di dire che o disincanto di un'appellazione definitiva, ma penso che se lo gira per ripigliare a frase di Noiriel, se lo gira un momento Brecht, forse che le generazioni che bene si gerano, scusate, che c'era forse un momento di disincanto in letteratura corsa oppure un momento di un altro nome. Vi ringrazio. Allora, ringraziati tanti tanto per su punto proprio sintetico e completo di questa scuola di disincanto. Dopo tocca a vedere di noi se gli autori e gli stessi accettano su battesimo qui finalmente, per aventesa Marco Biancarelli, mi pare che l'affare è più in contrasto che in accettazione, ma in tutti i casi l'identificazione di una scuola in queste condizioni qui mi pare che non faccia nessun dubbio. Io dicevo a me, ma forse che tra il pubblico c'è qualche sia che vuole più dare la parola. Giacomo Chier. Grazie. Io volevo ripigliare di prima che una vera gampa di vedere questa specchiata generale che lascia, che fa pisare una riflessione da parecchi punti che non abbiamo mica pensato e tra questi ce n'è uno che tu hai ammentato e che mi pare fondamentale, di quello di ostile. Quello di ostile perché io non so se non sbaglio, ma avevo in più una critica e tu oggi ci hai fatto una bella dimostrazione, ciò che la può essere una critica completa, vedo di più in più a critica che scappa dai testi per andare per il contesto e che di libri se ne parla poco e mica, di ciò che lui è un libro che è un testo e tu ci hai fatto vedere, ci hai fatto diciamo pensare a rileggere questi testi che occupano una generazione fino a una decina d'anni, un decennio di produzione a manco e ci hai fatto vedere, ci hai fatto sentire che ci sarebbe, allora ci abbiamo dato un po' subito finita questa stonda, nanta elettore, per vedere appena a cosa lo corrisponde di tale autore o un altro, le illusioni ostili. Ci hai parlato di Mettimo in The Orphelin de Dieu, ci hai parlato di un ritorno a un lirismo che era stato scordato, mica accettato, ricusato, o manco non era mica stato scelto. E a poco c'è questo, un lirismo. Allora, gli corrisponde a ciò che ne abbiamo visto, ma non so se ho letto le critiche, ma sino a mi pare la prima volta che l'antesa, questo, e che io mi pare un'osservazione che è giustissima. E poi mi pare la stessa in dell'autore che ti hai ammentato, un fusi che in mettiamo Jérôme Ferrat, in la produzione di Jérôme Ferrat,
si vede un'evoluzione assai di stile, proprio, o manco se non c'è mica un'evoluzione spiccante così, si vede che l'autore, o romanziere, o l'assaggista, o romanziere o assaggista, chi fa? Chi fa? Prova ad adattare di più in più lo stile a vita di un romanzo, invece che forse abbiamo Caponenzo un scrittore, diciamo, onnipotente e che si sentia di più lo scrittore che a vita di un romanzo è lo stesso. Io ci vedo così, vedo in osservazione la necessità di moltiplicare l'attenzione che ci vuole portare a un testo. Allora, faccio quantunque una riserva e che si tratta mica di voltare a un studio strutturalista e di dire che non c'è che un testo, no, manca appena, posto che si vedeva e ce l'hai detta quanto l'evoluzione della società pesa non da questo e chi l'autore da più o meno gli è assai influenzato da ciò che lo campa, da ciò che lo vede, ma mi pare fondamentale di questo. C'è 100.000 affari di no, ma è lì stessa non dà una zona, non dà l'ultimo che ti hai inventato, mi pare Ferrari, se lo si piglia da suo romanzo che una lunda a chi vede con l'ambiente corso, all'ultimo, Austina, che è tutto nell'ambiente corso, si vedeva che c'è un tiramolla, che è un tiramolla di vita, mica di un dogmatismo, ma di vita, di sensibilità dell'autore a ciò che si passa nello stesso, nella sua formazione, nelle sue scelte, nelle sue letture, nei suoi modelli, ma anche in ciò che lo sente, ciò che lo vede campare in Gerarello. E mi pare normale che lo guardassi, dopo aver guardato l'universo, che lo guardassi a Corsica, perché forse l'universo si specchia anche in Corsica. Io sono d'accordo. È vero che in Negri spesso c'è più il contrario di un strutturalismo oggi, ma di modo troppo assato non il contesto. È vero che la questione di stile è vero che a rigredo in noi di appena un parente Bauer o di l'analisi letteraria oggi, ma per me è importante mi pare importante di consacrare una sequenza analisi non ta stile, posto che è ricco e poi, come abbiamo visto, secondo l'autori, costruisce un percorso di beta abbiamo visto all'opera di Marco Biancarelli, abbiamo visto quando lo si vede per Pierre-Joseph Ferrari di noi una doppia costruzione, posto che c'è un rapporto allo stile e poi c'è un rapporto al territorio. Per me, ci vorrebbe integrare i due non l'analisi letteraria e gli studi universitari, certo. E se posso un piccolo punto anche io penso che c'è una coerenza totale qui nell'identificazione di un movimento in dia zoologica con areta, stili, a volontà di trapassare qualcosa di identificato come troppo stabilito, a rimesso in causa di un riacquisto. Tutto questo c'è l'identificazione di un movimento che indiena in più. Grazie ai mentato a Antonetti, a giovani che si sono impegnati, grazie ai chiami che ci sono stati nell'internet. A tempo mi domando se ne abbiamo già parlato, se il titolo di disincanto, lì va anche di incanti per me, ma a tempo
ci potremmo domandare se all'origine non c'è mica un peso di un contesto che va al di là di suo movimento qui, che è identificato. E che di noi, attraverso certi testi, e mi pare che Pomonti ne ha parlato in De Azotesa, e poi abbiamo intentato un po' di vigore così, parlando di disincanto di Dia, con un po' di ritagli con ciò che ti hai presentato, ma di noi, forse all'origine. Penso che all'origine, di modo generale, a Dia, Brecht, abbiamo intentato di noi a Weber, penso di no a Marcel Gauchet d'un punto di vista di sociologia o Hannah Arendt che bene di noi in la crisi della cultura d'incanti di noi a inserirsi in suo discorso qui ben a di a perdita di un ideale a perdita di una transcendance, una maladie di religione, tutto che è perdita di religioso, tutto che può essere, che può dare corpo e inserirsi qui in la seconda parte di un XX secolo, che casca bene tutto di noi. Questo è un primo punto. Dopo, mi pare ben inteso a Marco Biancarelli, ha minta l'opera di Flavia Maslin, se non mi sbaglio, Ecceleo. O titolo so sicuro, mi pare di Flavia Maslin, Ecceleo come uno dei primi che tratti bene, giusto appunto, in un contesto di l'indiatura e di l'ingaggio dei nazionalisti che finiscono in un momento dato per perdere il capo, l'ideale e ancora la vita, tombandosi traditi, questa riverenza qui è marcata. Dunque, ci vorrei andare a filigare di noi in de Ecceleo, rimarcato da Biancarelli, e guardare bene come costituisce di noi un principio. Dopo io ci sono per esempio scritto che metto in su disincanto qui, sempre in lei, in l'anni 90, e sa stracciatura qui di nazionalisti e finalmente ciò che marca a fine di un fantasimo di un riacquisto e di esaltazioni degli anni 70, quando i nazionalisti sono capaci finalmente di rappresentare l'ideale e la bene, tazzandosi traditi. E qui, per esempio, per rapporto a certe figure, a Vecchia, per esempio, pensa a una novella, anche fuori un romanzo di Michele Poli, ma di più a sua novella I scialli di Nagamela, non so se tu conosci questa novella qui, I scialli di Nagamela, che rappresenta una vecchia che tocca dall'imbamboliscimento in paesi e che finisce per morire davanti alla sua televisione. Davanti al suo specchio qui, e che a me mi pare di un testo proprio interessante che abbiamo premiato, non so se tu ti ricordi, in un concorso di novelle, e mi pare che è pubblicata in CISO, una colta di un centro culturale universitario. Non sta di noi a figura sociale di sto fin di mondo qui, Mansueto è forse l'incarnazione stessa e a sfrutta, come dire, a violenza che c'è qui di avvingere il mondo è senza paro. Ma a tempo abbiamo ammintato, tempi fa di noi in una conferenza qui, a figura di una vita di Pasquale Ottavi a morte di un pastore, che era una morte appena, come dire, triviale, così, banale, che si faceva un infarto. Bon, era montagna così, campicciava e poi dava i suoi prodotti, vendia in dei stazzali di montagna così, e poi a un momento dato fa in piaggia a farsi una ritirata in pensione, ma di modo accoglie la sua gente di stadina così, e Pasquale ne fa finalmente una morte con la sua pensione di segurità sociale, ma una perdita d'altura. E a sua casa mette in piazza, per dire che si due livelli ammentati da Marco Biancarelli, un livello di a vindi un mondo, piazzata in montagna, all'alti di Portivecchio, in sa foresta di ospedali zoologici,
Ottavio facile stesso, ma tocco da un infarto, a figura di un pastore finisce la sua vita come tanta gente in un mondo occidentale qui vedo, ecco. Proprio interessante Samuela chi descrive un percorso così, con un pastore che cerca di non mettersi con una persona che non è mica corsa, un'araba, mi pare se mi vengo bene. Ecco, altro personaggio di noi che entra in dei autodescritto di un disincanto e ritrova in dei i contenuti letterari, hai aumentato due personaggi a un momento dato che non ci undiano mica a Franca o Passo. Mi pare che immagina di Lulu in dei migi chi casca, sa scaduta di Lulu chi si tomba e che è ciappo a risa da i suoi a un momento dato che li incoraggiscono a andare verso un modello economico che viene da Parigi, Lulu, e credi che a un momento dato, facendo agricoltura, pastori, eccetera, ad buscare sovvenzioni, aiuti, è incoraggiato di l'ipocrisia di gente che non ci crede manca appena e di petto a sa dillusera qui perché non riesce mica si lampa e si tomba in delle corte di migi. E dunque, ecco un altro dei contenuti letterari che giunge a portare acqua a sa fontana qui di un disincanto che mi pare all'origine e anche in un movimento andare al di là di sa scuola qui. Anche pur se sa scuola qui già sola aveva formalizzata e fatto un progetto di letteratura in dello stile, in delle influenze e in dell'emulazione di noi. Ciò che non apparisce mica in degli altri contenuti o autori che Tadio ha mintato qui. Così no, da consento a 100%. Vi ringrazio assai per le vostre riverenze, ne bi un'ode. E certo che a un livello di tematiche, a un livello di personaggi, di certi fatti storici, non è mica, non sono mica pionieri. È vero che si può trovare altri esempi. Io pensavo più non ta ubuntu di un stile e non ta ubuntu di messa in comune e questa politica oramai editoriale di qui che tanto fa il movimento. Ma è vero che a un livello di tematiche ci sono certe affari che non sono mica inventate, che sono spesso pigliate in altro, sicuro. Dopo è vero che l'appellazione disincanto penso che a discussione è aperta, perché è vero che è determinato a Marco Biancarelli, non so più il nome di un media che aveva fatto un'intervista ad lui, ma aveva detto giusto appunto che un lettore a gente mi vede come qualcosa di violento e di chi fa di disincanto, ma io se voi sapessi di quanto mi gampo i risa quando scrivo, bon, donc, e noi dunque un'amica qualcosa di definitivo. Anche in della risa si può trovare elementi di un disincanto in De Marco Biancarelli perché a rivendicare e ha ragione di rivendicarla così che sto lato qui di un personaggio si merita quantunque di essere incalcato. Pensavo ad esanti di noi, l'uso di risa e una causticità che può fare riverenza di noi a un disincanto. Per dire che quantunque io sono persuaso con te oggi che a parola per rapporto al contesto, dopo c'è l'emergenza di una scuola, ma in tutti i casi i contenuti di iscritti arregano quantunque una prova formale. Scusate. Forse una domanda, appunto per la conclusione qui, se no consentiamo l'esistenza di una scuola e di un gruppo che appunto permettono a giovani di scrivere in giro le stesse tematiche eccetera eccetera, o
dopo una parola che forse non è mica giusta, ma un pericolo, tra virgolette, qui, e domando da pare, un'amica, una serie amica, di perdere di nuovo un'individualità nella creazione, perché chi sono lì e forse ciò che bene si è pubblicato e che corrisponde a questo, sa l'impressione di lì i mueli, donc i 2 o 3 autori che ti hai mentato prima, Biancarelli, Ferrari, eccetera, ma appena con un stile con il più maestro di sé, ecco. E Uberi con serie amica lui di solo fatta fine di mi dà ciò che l'hanno fatto già non so, ecco. Allora, ciò che tu dici è vero mi va a pensare, bon, lavoro in abbastanza nel cinema e c'è quando si vede il cinema americano oggi c'è per esempio Woody Allen che ha detto pochi anni fa che a tutti i giorni non fanno che Scorsese, fanno tutti i film di Scorsese. E ha creato appena un'uniformizzazione, è vero. E io penso che è vero che bon, è forse un pericolo, è forse un rischio. Penso, quando c'è una scuola c'è sempre una rama di midà, una rama di corrisponde a certi temi, una rama di scrivere a certi temi. Penso che un po' mica avancarsi là e c'è sempre un rischio da pigliare. Il pericolo dell'uniformizzazione, mica solamente in letteratura, ma di noi in musica, eccetera. Penso che questo movimento ha avuto una ramificazione in altre discipline, penso. Ma il pericolo dell'uniformizzazione è sempre pertinente, sicuro. E ma dopo entriamo sempre in cicli di scuola, emulazioni e poi un ciclo che suita è un fatto di distinguersi, di marcare una differenza. Qui mi pare che Biadia con una specie di ecologia, di normalità tra individuo, scuola, influenze, individuazioni e poi moda. Mi pare, ma la tua questione è tremenda, che su pericolo qui esiste e tanto tocca a ognuno abbiamo aumentato le responsabilità di scrittore e di staccarsi da un modello per poter a scrittura e a letteratura si da un fossi mica trasgressivo a un momento dato e sono morti. E per questo che a un momento dato ci voleva francare su questo qui, è stato francato da un punto di vista, a conto mio, politico e sociologico con gli anni 90 e che hanno dato questa generazione nuova, questa scuola qui che marca di modo netto e evidente una rompitura. Come os 80 si presentava di nuovo come una rompitura. Io mi ricordo i discorsi di Geronimi, Basta, Giucca, Uvorno e Gastagne e poi passiamo a altri affari che sa corsica tradizionale. Bon, mi pare che dunque l'emulazione e l'idea tra individuazioni, staccatura e emulazioni e mimetismo si faccia di modo normale quando la letteratura è viva. Ciò che è finalmente una prova oggi con questa descrizione. Angelo Santos, mica si c'è un tocca mica a me a concludere, in tutti i casi, prima di darti forse 2 parole di conclusione, penso io che teniamo quantunque dare su principio, questa nozione, questa idea, concepito, non andiamo mica troppo lontano, concepito letterario, teniamo quantunque qualcosa.
e utilizziamo molto più che a dimostrazioni fatte oggi, come la ditta Diagomo, un sapore di amica non ta socio letteratura, ci rivendichiamo di un movimento, facciamo no, c'è l'attestazione, c'è lo sguardo nei contenuti, l'analisi sociologica di l'influenza e di un sistema che si mette in onda, e tanto penso che noi teniamo qualcosa. Ringraziati assai, forse tocca a te a dire due parole di conclusione. No, solo per dire che la discussione e il lavoro è sempre aperto e sono felice di aver iniziato questo principio. Vi ringrazio.